Rieccoci TV7 Comuni, siamo in colloquio con il sindaco di Castelfranco Marcon. Belmaris, so che ci sono delle domande che ci hanno mandato i cittadini per il nostro sindaco. Esatto, abbiamo le domande da parte di Rosa, sindaco, che chiede: per i giovani non c'è molto da fare, soprattutto alla sera, si può pensare a qualche attività? Poi abbiamo Nereo invece che dice: sindaco, siamo la città di Giorgione ma è ancora poco noto. Possiamo pubblicizzare meglio il nostro patrimonio ai turisti? Rispondo partendo dall'ultima domanda, è su Giorgione. Non sono molto d'accordo su questa dichiarazione, nel senso che Castelfranco Veneto è nota sia in Veneto che in Italia tutta come città del Giorgione. Il brand è valorizzato e lo si evince dalle tantissime iniziative, dalle tante intitolazioni, dai tanti premi letterali. Insomma, il Giorgione è un brand che ispira ancora molto non solo a Castelfranco Veneto ma anche fuori, ci fa fare collegamenti artistico-culturali con altre città. Mi vengono in mente mostre fatte con altri comuni in sinergia, valorizzando il Giorgione e magari alcuni personaggi che con il Giorgione hanno avuto a che fare in quel contesto storico. Ne abbiamo avuti diversi. Certo, si può fare di più sempre, ma insomma è abbastanza conosciuto e valorizzato, ma è uno spunto, è un pungolo che terremo in considerazione. Talvolta a me arrivano degli input che mi dicono: ma basta Giorgione e Castelfranco, è tutto Giorgione. Invece no, insomma noi lo valorizziamo con il giusto punto che deve essere tenuto in considerazione. Certo. Sui giovani è una bella domanda questa. Tema dolente, arrivano diversi input. Oggi i giovani magari tendono alla sera a trovare spazi di divertimento, trovare la piazza pronta, e lo è per certi aspetti, specialmente nei giorni estivi, però giovani sera non è sempre uguale a divertimento piuttosto che vita spensierata, chiamiamola così, no? Certo. Ci sono alcune attenzioni che ci vengono chieste e sulle quali per esempio daremo risposta il prossimo anno. Una di queste è l'apertura della biblioteca in orario continuato per i giovani che studiano, perché hanno bisogno di uno spazio dove fare la loro attività in un contesto che sia confortevole. La biblioteca lo è. Stiamo ragionando per poter appunto ampliare l'orario di disponibilità della biblioteca, che ha un costo, ma stiamo facendo tutte le dovute riflessioni per poter dare risposta a questo tipo di istanza, che è condivisibile e che è in quel filone dei giovani che magari vogliono vivere una vita, la loro vita in un contesto di studio. Le altre attività, è difficile per l'amministrazione comunale creare momenti di spensieratezza e di svago, diciamolo così. Noi abbiamo un dovere istituzionale, cercare di agevolare magari quei momenti di ritrovo, di contesti di confronto che i giovani cercano, e insomma qualche opportunità a Castelfranco Veneto ce l'hanno. Ecco, c'è un altro tema che so essere molto importante per la sua comunità, che è l'emergenza abitativa, e in tal senso abbiamo un piccolo contributo che ci parla di un intervento che state mettendo a terra proprio in queste settimane, in questi mesi, per risolvere questo problema. Vediamo. Cosa sta facendo Castelfranco per i suoi senza tetto? Con un intervento di oltre 2 milioni, la cittadina trevigiana sta riqualificando un piccolo borgo alle porte del centro, al fine di dare un alloggio a chi non può permetterselo. L'intervento è all'opera in via Loreggia di Salvarosa. Qui, dove alcuni immobili giacevano da anni in abbandono e degrado, il Comune sta realizzando nuovi alloggi per persone senza fissa dimora o in emergenza abitativa. Nel complesso l'opera è costata 2.200.000 euro, di cui 1.200.000 finanziati dal Comune. Ecco, insomma, un intervento piuttosto importante sia per importo che per significato. A che punto siamo e esattamente a chi è destinato questo intervento, questo piccolo nuovo quartiere? Questo è un intervento che è stato cofinanziato da fondi SISUS ancora regionali del settennato scorso.
1 milione, come è stato detto, finanziato dai fondi SISUS, 1,2 milioni dal Comune di Castelfranco Veneto, è destinato ai senza fissa dimora o coloro che sono in emergenza abitativa per il Comune di Castelfranco Veneto e anche per alcuni comuni che assieme a Castelfranco facevano parte di questa autorità urbana, si chiama, sono termini un po' tecnici. Però conferma anche questo la linea che ci ha sempre ispirato, e cioè cercare di intercettare laddove sia possibile ogni singolo contributo che fosse messo a disposizione per le varie azioni a cui dobbiamo dare risposta come amministrazione. Certo. Questa è stata un'opportunità che si è presentata ancora nel passato mandato, che stiamo concretizzando adesso. I lavori sono circa a metà dell'opera e può essere, uso il condizionale, che riusciamo ad intercettare altri fondi con la nuova strategia SISUS per completare anche altri 5 appartamenti per senza fissa dimora oppure emergenze abitative, che è un tema che esiste purtroppo in tutte le amministrazioni comunali. A Castelfranco sostanzialmente abbiamo anche una situazione abbastanza sotto controllo, anche se gli appartamenti per chi è in difficoltà abitativa sono sempre pochi, perché purtroppo è un tema che incide sempre di più nelle comunità che amministriamo. Quindi un occhio di riguardo anche rispetto a questo problema, anche qui con una visione, è prossimo all'Istituto Sartor dove arriveremo con la pista ciclabile, sì, esatto. E quindi in qualche modo arriviamo prossimi anche a questo edificio in modo da poter collegare la mobilità dolce, perché normalmente chi è in emergenza abitativa non ha la macchina e quindi ha bisogno anche di avere la possibilità di potersi spostare in sicurezza. Tra l'altro la strada è molto stretta, mi pare di ricordare. Sì. Con la pista ciclabile riusciremo intanto per la scuola a arrivare a mettere in sicurezza allargando un po' verso la scuola, e nell'idea futura è quella di proseguire verso nord arrivando anche a questo contesto. Spero di riuscire ad intercettare contributi, perché io ho sempre, come dicevo prima, cercato di dar priorità agli interventi in un contesto generale dove trovo finanziamenti, e non è che manchi la fantasia nelle amministrazioni pubbliche su dove dover intervenire. Fantasia naturalmente tra virgolette mancano, cioè ci sono tante istanze, essere pronti nel momento in cui trovi dei finanziamenti aiuta a dare risposte più velocemente. Ecco, a proposito di finanziamenti che mancano, c'è un tema che riguarda questa parte di territorio che è l'ampliamento della regionale 308, che è un po' una spina nel fianco per un intero territorio. Qui addirittura manca un progetto, manca forse un'idea valida, però è davvero un intervento necessario anche per il bacino di Castelfranco, come lei, anche da Presidente della provincia di Treviso, può portare, insomma. Quel tema in provincia di Treviso nel 2019 ho seduto intorno a un tavolo i rappresentanti delle province di Vicenza, di Padova e di Treviso, di 22 comuni, tutti quei comuni che sono sull'asta della 308, in più anche qualche comune del Vicentino, le associazioni di categoria, il comune di Padova, l'Interporto di Padova, perché tutti hanno condiviso che è fondamentale dare un collegamento nord-sud alla Pedemontana, e quello del prolungamento della 308, secondo noi, ma è condiviso, è l'opportunità migliore. Primo perché appunto collega la Pedemontana Veneta con le autostrade che poi danno verso il sud del paese. Che attualmente infatti non è così, attualmente non c'è un collegamento nord-sud. Non c'è. Secondo, merita essere allargata perché abbiamo chiesto anche l'allargamento oltre che il collegamento. Terzo, perché nascerà l'ospedale di Padova Est e la 308 è l'arteria più vocata ad andare a servire quei servizi, e quindi nel 2019 ho firmato questo protocollo di intesa sul quale ancora si stanno ragionando, perché è stato ben accolto sotto il punto di vista politico, non ha trovato sinora alcun finanziamento. So che ci avevano provato nella passata legislatura chiedendo un inserimento di una posta di 200 milioni per cominciare a fare i primi lavori, i primi progetti, perché bisogna completare l'iter progettuale, però credo che se si vuole dare un sfogo a sud alla Pedemontana, questa sia l'unica strada da poter perseguire. E se dovesse esserci una richiesta che lei vuole fare agli enti sovracomunali, questa sarebbe una di quelle più importanti? Questa ha una priorità alta.
sia come presidente di provincia, ma altresì come comune di Castelfranco Veneto, perché noi, ricordo, arriviamo con la statale del Santo, con la 308 sulla SR 53, certo. E la rotatoria ha già una predisposizione per il braccio che va verso nord, perché è da tanto tempo che si parla di bypassare le frazioni di Villarazzo piuttosto che il comune di Castello di Godego. Bisogna trovare le risorse. E cambiando argomento, Sindaco, a Castelfranco si respira già aria di Natale. Ai piedi delle mura cittadine ci sono già le casette per il tradizionale mercatino. È diventato tradizionale dal 2015 ed è stata un'intuizione quella di valorizzare gli spalti del castello che ci ha dato soddisfazione. Via via nel tempo è cresciuto, quest'anno avremo 31 casette distribuite fra il settore food, beverage, artigianato, locale e non, insomma un contesto che vede migliaia di persone frequentare la città durante i periodi natalizi e quindi sì, si sta già respirando aria di Natale. Quest'anno avremo anche le luci di Natale senza svelare nulla, ma con un format un po' diverso e quindi io credo che sarà anche quest'anno un Natale di quelli che farà ricordare Castelfranco Veneto per chi la frequenterà. Pensi che uno dei primi servizi che ho fatto qui in TV7 è stato proprio il mercatino di Natale a Castelfranco Veneto? Ed ero con Belmaris, esatto. Eravamo assieme. Sì. È stato veramente, siamo entrati un po' in un circuito e non avevamo neanche questa aspettativa per certi aspetti, però attira invece tantissimi turisti, partirà a breve, parte a breve, dura fino alla prima settimana di gennaio, quindi sono circa 6 settimane, con i giorni di festa e ripeto sempre molto partecipata e credetemi all'inizio vi era anche un po' di timore che i mercatini svuotassero la piazza piuttosto che i negozi sotto i portici e invece no, alimenta anche loro perché la gente cammina poi va a farsi la passeggiata sotto i portici e frequenta anche gli altri negozi, quindi una soddisfazione doppia. Sindaco, siamo in chiusura, però le chiedo un'ultima cosa. Lei come si immagina Castelfranco nel 2030? Cioè, per un traguardo che magari non è così distante e che molti cittadini potranno vedere attuato, che città si immagina e soprattutto che città vuole, che Castelfranco vorrebbe per i suoi cittadini? Io mi immagino una città che sia in grado di offrire servizi essenziali innanzitutto. E mi viene intorno al discorso della fognatura, no? Della posa delle condotte fognarie. Al giorno d'oggi sembra impossibile, ma molti territori sono serviti poco ed è un servizio che è fondamentale sia per chi ne gode direttamente, sia per quanto beneficio dà poi al sistema ambiente tutto. Mi immagino una Castelfranco che non abbia gap infrastrutturali, di aver risolto quei temi che ci trasciniamo da tempo e che poi alla fine sono i più difficili da risolvere perché fabbisognano di investimenti importanti. Mi immagino una città che abbia una sostenibilità sulla mobilità dolce e quindi la chiusura di alcuni anelli di piste ciclabili. Mi immagino una città che sia accogliente sotto tutti i punti di vista e mi immagino anche una città che sia in grado di essere un punto di riferimento per la zona che rappresenta, ma credo che stiamo gettando le basi perché ciò accada. E allora non vediamo l'ora di raccontarla assieme. Grazie Sindaco per essere stato con noi. Grazie a voi e buona serata. Belmaris. Grazie a tutti i telespettatori di essere stati in nostra compagnia di TV7 Comuni. Vi ricordo che potete continuare a scriverci o mandandoci una mail al 347 247 1498 oppure tv7comuni@gruppotv7.com con le richieste da porre ai nostri primi cittadini. Una buona serata con i nostri programmi dal gruppo editoriale TV7.